Il suo giardino misura una quindicina di metri quadri, ma molto più grande è la riconoscenza per quanto Mario del Monaco, il più grande tenore italiano degli anni 60, ha lasciato a Treviso, città dove visse gli ultimi anni. Mauro Comito di Ponte di Piave, quando Antenna 3 ha raccontato il progetto dell'amministrazione comunale di sfrattare la statua del cantante da Piazza Borsa, poco gradita in quella posizione, non ci ha pensato un secondo e ha offerto il suo giardino per quest'opera di 2 metri d'altezza e 400 kg di peso, una provocazione, ma non troppo. Spero che questa sia proprio una provocazione, perché ritengo assurdo e incredibile che non vi siano trevisani che abbiano delle ville, delle case o dei giardini che non si facciano in quattro nell'ospitare con orgoglio, onore e con veramente il massimo, diciamo, della disponibilità, la possibilità di acquisire e di prendere questa statua. Comito, che ha trascorso la sua adolescenza a Jesolo, ha conosciuto Del Monaco personalmente e non vuole che Treviso sia accusata di irriconoscenza nei confronti di questo grande della musica. Abitando a Jesolo so che lui, non molto lontano da dove io abitavo, aveva in gestione un albergo, insomma, ecco, dunque è una persona che io ho conosciuto fin da bambino e che ritengo essere una persona squisita, a parte la sua notorietà, la sua fama, la sua bravura, ma anche una persona molto di cuore. Parigi si è già offerta di ospitare la statua con tanto di museo collegato, lo stesso ha fatto Londra. Il proprietario, l'imprenditore di Otisalvi Perin, ha minacciato di trasferirla in Russia o a Vienna, in Austria, luoghi più accoglienti. Nel caso in cui Perin accetti come location questo giardino di Ponte di Piave, il proprietario è disposto a tenere aperto il cancello di casa giorno e notte perché gli estimatori di Del Monaco, gli appassionati di musica lirica, possano ammirare da vicino la statua. Il giardino è libero, il giardino non vi sono certo biglietti da pagare, qualsiasi persona che voglia venire qui a visionare la statua sarebbe anche qualcosa, diciamo, tra virgolette, anche di simpatico, perché insomma con tante possibilità di trovare una collocazione anche in ville private, in case private di una certa capienza con un giardino. Io sarei il primo, in primis sarei il primo a essere fiero se potessi avere una statua di un personaggio così famoso, insomma.